Welcome to the weekly recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Public dentistry is closing the gap between need and care. Friuli Venezia Giulia is expanding public dental care, raising income thresholds, and adding new services to reach more families. Officials say the reform aims to make treatment more accessible, especially for children, low-income households, and vulnerable patients, while strengthening a system that now covers about 8% of dental care in the region. Viene riconosciuto un ruolo di assoluta prima fila nel garantire delle risposte assistenziali che in altri posti d'Italia non ci sono Questa esperienza importante che va avanti da 10 anni e che garantisce in questa regione una risposta di odontoiatria pubblica che vale l'8%, a differenza che la media nazionale vale 4%. In realtà questo è stato un percorso organizzato dai professionisti consapevoli delle disponibilità e dell'impegno che mettono a disposizione. Quindi non pensiamo che aumentino le liste d'attesa, anzi pensiamo di migliorare nettamente il servizio con maggiori risorse investite dalla regione stessa. In Italy, but not only in Italy, there is a great part of people that cannot go to the dental treatment in private practice. This happens for social and economic and for sanitary items. And so this is a great sanitary and healthy problem, and we try to help to find a solution, because this can bring to big health problem for our patients. So it's a great effort of our region to improve the offer of dental treatment in our region. Udine's historic heart becomes a home for 246 students. Udine opens a new student residence with 246 rooms in the city center, equipped with study spaces and shared facilities. Sì, devo dire molto positiva, perché ovviamente si amplia l'offerta di alloggi per gli studenti all'interno di un contesto, devo dire, di Friuli Venezia Giulia estremamente favorevole. Siamo l'unica regione che garantisce il 100% del diritto allo studio in tutta Italia. Investiamo 40 milioni di euro ogni anno e cerchiamo ovviamente di rendere sempre maggiormente attrattiva la nostra regione anche per chi decide di formarsi. Oltretutto a questo penso che la grande sfida sia quella di abbinare non soltanto il diritto allo studio con fondi pubblici per il supporto, ma anche cercare di creare tutto quel percorso post formazione per matcharlo con il lavoro. Meraviglioso quando il passato permette di costruire per il futuro un posto come questo, che è pieno di storia, di tradizione, vicino all'università. Per noi è iniziato il più bel compito della vita, che è tirare su i ragazzi. By Agrigento, and I study agrary science. We have many activities because me and other students of the campus are the representatives of the students, and we try our best to create the activities. I'm from Kazakhstan. I study cultural heritage. I'm here since December, and I'm very happy that I have found this place, because thanks to the campus I feel safe, and I feel like at home here. Friuli Venezia Giulia steps in to secure the future of Arta Termes thermal baths. Questa è l'ennesima sfida che abbiamo voluto raccogliere. Le terme in Friuli Venezia Giulia hanno delle potenzialità di crescita significative. Utilizzeremo il nostro player di punta per quanto riguarda gestione, promozioni e quindi promoturismo. Con il 12 aprile cesserà l'attuale gestione, tempi tecnici per rifare un po' di maquillage alla struttura, brevissimi, e andremo a riaprire sotto appunto il cappello di promoturismo. Trieste commemorates Liberation Day with ceremonies at the Risiera di San Sabba. Trieste marks Liberation Day on April 25th with ceremonies, tributes, events and cultural initiatives honoring resistance victims and history, centered at the Risiera di San Sabba. Oggi credo che questo è il dovere, questa è la cultura con la C maiuscola,
e la Risiera anche con questi eventi fa del suo, perché avete visto come negli ultimi anni abbiamo trasformato da quella che era una semplice cerimonia, anche ampliandola con eventi che possono essere rappresentazioni teatrali, storie, presentazioni dei libri. Dice che il 25 aprile è una festa e quindi va ricordata come tale. Noi diciamo che il 25 aprile in Risiera non è una festa, è una manifestazione, un ricordo, una cerimonia. Diciamo che è una cerimonia che spesso anche, come abbiamo in altre, è una cerimonia anche religiosa, una cerimonia in cui c'è una manifestazione anche di spiritualità. New trade routes are emerging, and Trieste wants in. At the University of Trieste, port authorities and policymakers convened at a round table to examine the implications of new India-Europe IMEC trade corridors for the region. It's very important for us to talk about this topic because in this moment we have a very big problem about the question of Middle East, and so we need to have another strategy to link Middle East to Europe and Harbour of Trieste is the entrance to this European system. Ma il ruolo di Trieste è un ruolo legato a una posizione geografica naturale di connessione tra il Mediterraneo, quindi l'Adriatico, e l'Europa del centro-est, per cui tutto quello che arriva in Adriatico per noi è un vantaggio competitivo. IMEC è un progetto, vediamo se definirlo di medio-lungo periodo, quindi più che corridoi io preferisco parlare di network di connessione all'Adriatico. This is one of the most critical topics today, and it is important that the university creates occasions of discussion with the territory. So here today we have many members of authorities. We try to point out the most critical aspects and what we expect for the future. Trump's remark on the Pope sparked outrage in Italy and reactions in Trieste. The US President Donald Trump has criticized Prime Minister Giorgia Meloni and Pope Leo XIV, exposing tensions between the US and Italy over Iran. The remarks raised questions about the future relations between the two allies. La continuità dell'alleanza atlantica, che non riguarda soltanto l'Italia, ma l'Europa e gli Stati Uniti, continui e si rafforzi. Questa alleanza non è determinata dalle singole amministrazioni o dai singoli governi, ma è un'alleanza storica che supera governi e coalizioni e amministrazioni, e su questo noi dobbiamo proseguire. Usually the diplomatic language is different, and the same Pope speaks about religion, speaks about peace against the war, so it is a common language also between normal people. Friuli Venezia Giulia wraps up at Vinitaly on April 15th with a strong showing, confirming its growing international momentum. Friuli Venezia Giulia closes its participation at Fin Italy on April 15th with a strong showing, highlighting a unified presence, growing exports, and rising visibility on international markets. Vetrina importante internazionale per promuovere, come dicevo prima, non solo il vino ma anche quelli che sono i prodotti apprezzati non solo in Friuli Venezia Giulia, non solo in Italia ma in giro per il mondo. Il formaggio è uno di questi. Il vino preferito di Friuli Venezia Giulia? Il friulano accompagnato da una buona fetta di salame e una fetta di montaggio. Cosa volere di più? Nella realtà il Friuli Venezia Giulia ha fatto una scelta chiarissima, che è quella di cercare di supportare le aziende ad arrivare sui mercati internazionali, e i numeri ci danno ragione. Territorio tra tradizione e anche autenticità. Friuli Venezia Giulia è una terra che offre tantissimo, abbiamo il mare, abbiamo la montagna, abbiamo il cibo, il vino, abbiamo insomma tantissime cose, quindi vi invito a venire in Friuli Venezia Giulia a scoprire questa terra straordinaria. From tradition to innovation, every glass tells a story of excellence. Friuli Venezia Giulia is where connection becomes taste.
Thank you for watching In Trieste Web TV. We speak your language.